Preparare che non ci siano, abbiamo su cambiare i calcei, prepararli, abbiamo su i petoli. E per fuori cosa che ho fatto? Cosa che si per fuori? E che ho fatto segare basso dai mureri e dopo in dentro e riga portare via Madonna, adesso guarda come chiesa è ridotta adesso, che non c'è poi più né tale né. Io credevo, come stesonare, quanto umido sei. Ecco, ma io mi dicevo anche che ho avuto tanti dispiaceri anche perché dopo era. Perché adesso il paese dice che si è disordinato, il che capite? Non si è diminuito, non è. Come prima capisci? Due persone, quando verso il canceo, quando metti me corpo sai con canceo, perché si era cavato. E se per più un quintale sa chi canceia? Per uno, io voglio 3 uomini per metterli su, dopo e uno solo non è buon portarlo, lo E voglio. ora il paese Di tutto così. Sai per i paesi. È tutto Ma così. perché si è messo a buon tempo? perché dice che è colpa sua che non si tenevo bene. E adesso a chi gli dà i ciavi? Nessuno dice di me dare i ciavi. E adesso prepararlo, chi è che viene preparato? Vedo che facciano una fotografia come fuori. Non importa, non viene un'altra volta. Almeno vuoi fotografare? No, niente, non è fuori, No, perché No, guarda. Che vi ho pensato perché? No, Vi spiego perché, no, perché no. a una casa, queste qua caselle qui, che faceva una volta che veniva da sì, Cesa, venivo in Castano, io montare in macchina, avessi una volta veniva in Tose, sa vestire da bianco, era tanto. Gli fai il giro qua, torno al capiteo. E dopo a Crosi era in chiesa e la gente veniva fuori dalla chiesa e guarda se era poca gente, adesso non vede più nessuno. ma come ieri questa processione? E a piedi così portava la Madonna in spalla, se l'ha vista se non so se sia nata, non è nato a vedere. No. E ieri vestiva come sta Madonna? Ah, se la vedi che vestiti che aveva, e questa quella che ha fatto il regalo, sua mamma del Nassim Ben, del dottor Nassim Ben. Mulher, Sua moglie, sono sì. assim bem. Non si sa cosa che costi, hai capito? Una persona viva, vedendo vestita come che se qua corona colgono d'oro, sai? Beh, adesso si finti qui. Beh, che sì, perché io ho paura che, ma se no, al giorno della sera che mette a corona, tanto il bambino che chiamano corona d'oro, magari una semina matironata, qui in Cisa. Questa che su fare quel che vuoi. Soprattutto che mi contasse di quando che lavava anche. Si ricorda che una volta mi diceva che lavava, lavava per conto non so. Le senti? Come era, come funzionava la roba? Con chi tessivi, non era mia tessivi, era cenere del fuoco. Se lavava con cenere. Cosa era interessa tanto come. Se devo fare questa storia. E se devo fare stessi. A me con te, ora, per chi lavare? In tempo di guerra lavoravo per i groni, che erano sfogliati. E dopo tanti anni che toccava io. Negroni qua, quello. Che seria Negroni qui che aveva La distilleria. sì, i contadini qua in campagna, perché si era in tempo di guerra, si venivano sforato tra i contadini e era chi dice che lavava. E mi ha domandato su un altro tempo di E cosa che lavavi? A biancheria, ogni 22 giorni ma si peava. Perché? Ma quanta roba forte buttava anche la cascina dentro sull'acqua, sulla broa. Non si lavava mia come lei sopra la lavatrice, sai. Lui a Seneri, una mastea di Seneri e l'acqua del buio, e quando andava a tirarla fuori al giorno drio, e ma si peava, quante volte che sono a casa prima a peare. Mia come adesso, dice che fa fatica adesso. Ma ora a Senere dove la mettevi? A me conto, se sta mastica sulla caliera. Sì, e dopo si metteva una roba prima di sopra. tutto cosa si metteva sulla caliera? Sotto? No, sul masteo si sul metteva dentro. Cioè, sulla caliera si scaldava l'acqua. No, Sì. E dopo? E ora sul masteo cosa si metteva? Ma non stava la mia regista. Ma bisogna che registri, se no come faccio? Dai, non stanno in cerca di storie. Niente, se lavava, poi se che domanda no, mi su, basta che io domanda in qualche dugnati, in sua mamma, se io sua mamma. Mamma. E la domanda come che si faceva una volta a lavare, perché la salami da ieri neanche sua mamma.
Vabbè, arriverà sempre più di 60 anni. Ecco, d'accordo, sì. Beh, che domanda io, basta che io domandi a sua mamma come che se lavava una volta in campagna. Vabbè, ora mi dice per conto io lavorava anche per altri, dicevo, Faccia farmi un franco, figlio. che era tanti quadrigol sì, che lavorava, che lavava biancheria per altre persone, Non era nessuno, era proprio nessuno. a Canisano. Sì, beh, come Come sono Sant'Angelo era sempre stata a servire da contadini, proprio come l'ho sposata, lui che sta 4 anni senza lavorare. E ora neanche mi insegnasse, che erano 5 persone, 3 fioi e noi altri, mi ha insegnarsi. E servire dei contadini, cosa vuoi dire? Che lavorare a terra no? Come Orella? Servire, come che adesso gli serve che va a usare un appartamento e mi venne non mi piaceva, era sono in servizio. Cosa facevi? Campagna, di tutto. E io mando a sua mamma, basta No, che... non andava, siccome noi avevamo i campi nostri, no, non può dire questo di servire, cioè è una cosa che davi Ma- come pagamento. Non si Papà ciapava. via. 700 franchi l'anno si ciapava. Ed era un'azienda di che genere? E da contadini, come di famiglie di... Grosse però, cioè chi eri per curiosità? Che... Sì, era un certo Barzani, era ancora... Insomma... Ma avevi in tutte robe- campagna, come che chiamavi, Massariotti, cosa eri? Sì, ecco come faccio conto adesso, come non esempio adesso, contadini grossi, che era 30-40 campi di terra, 20 conformi. E uno E che dava sta paghetta, quante ore e lavorava? teneva Un sole anno. Da un solo all'altro. perché è sempre stato servire anche a 20 secondi. 9 era orario. Ah, non è ora. alle 5 della mattina fino alla sera. Da un solo all'altro. Sì. E che lavori facevi ora? Ma la campagna tutto con veicoli, con forca, con sciapa. Mica me lo vedo mia mia pressi adesso sai, le macchine, cosa di chi fa il contadino? Mi dica, Ovvio, noi fai, sei sempre fatica lo stesso a casa. no, adesso noi mi fa fatica, figlio di Dio. Sì, E i grani fatica. li mette giù e lo torno su con la macchina sul campo. Invece una volta gli era da metterlo giù col banchetto, dopo sapparlo, dopo incularlo e gli era un lavoro. Basta che gli domandi a sua mamma, cosa di chi faceva? So bene questo, no, mi interessava il discorso del servire, ora servire ci pagavi un pochettino all'anno, non a mese, no. o vedava ogni mese. No, l'anno, ci pagava 700 franchi l'anno. E stavi da un anno all'altro con quei scarichi come facevi? Se aveva bisogno, era si domandava, ma se no, cavolo l'anno, era un anno e cambio. E oltre a servire e a lavorare sul... Ma dopo sposata io lavorava, capisci? Dopo sposare? Dopo Si era sposata in che anno? Sono sposata 28, Dove? Qua a Canisano? sì. Sì perché stavano là, gli anni che ha tolto di casa nuova, la tirata su. La mamma aveva tutti i contrari. Quando che si era sposata? Dove si era sposata? Cioè in chiesa a Canisano? Sì, sì. E dopo la cerimonia dove si è andata a fare? Qua la mia mamma. Come? Non mi si avvocava, ma la volta non era Pranzo, niente. diciamo. Niente, qua la mia mamma e basta. Che pranzo che vi ho fatto? Io non era io. Che piatto. Per romano, stava a dire parole. Niente, come questo. Io parole sì. Come adesso, anche meglio. Cioè, cosa che vi mangiate come pranzo di nozze? Sarà solo le nostre, era mangiare carne, pane, non so, i dolci. Come ti fa adesso? E si fia tutto in casa. Tanta gente si è venuta. Io voglio che lui non viene a famiglia, le pare, le mare, nessuno. E mia e mia mamma. E me, Quante persone si non venuto? so lei, lì saremmo stati 10 persone. Noi siamo stati in dia. No, che volta siamo sposati. Dove ancora? Beh, perché dopo venuto i baroni qua. Beh, ma insomma tante E il chieste. primo cosa che vi ho mangiato? Mi dici? Risotto che ci che no. Il risotto? Come? Come ieri? È un risotto come per mangiare, Cioè mi ha fatto come quei fideini, cosa saresti? il programma. E... Ma poi sai, cosa meglio dirmi muore. Ma vuoi sentire anche la... Dai, cerca.
Ma già lei partiamo andare, ma io